Pace a tutti, benvenuti. Questa mattina voglio partire con una domanda: quanti sono venuti qui per cercare il volto del Signore, per adorarlo con tutto il nostro cuore? E allora ricordiamoci che ricercarlo è un'azione, per cui lo dobbiamo fare noi, dobbiamo metterci in moto, lasciare ogni preoccupazione, ogni difficoltà ai suoi piedi e lodarlo, adorarlo con tutto il nostro cuore. Veramente stamattina vogliamo fare questo, chiediamogli di darci la forza, il coraggio, la sua forza per affrontare ogni difficoltà, e che il suo Santo Spirito possa scendere su di noi questa mattina e prendere il controllo di ogni cosa. Nel Salmo 31, al versetto 24 c'è scritto: siate saldi e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate nel Signore. In Efesini 6:10 c'è scritto: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. C'è potenza nel nome del Signore e noi vogliamo confidare in questo, che ogni cosa viene da Lui e noi siamo grati di averlo incontrato. Vorrei aprire questo culto con una preghiera, pregando anche per il pastore Roberto Pasqualon, e quindi vi chiedo di pregare insieme a me. Signore, ti ringraziamo per la libertà che abbiamo di essere qui alla tua presenza, perché possiamo venire qui, possiamo lodarti senza doverci preoccupare di nulla. Ti preghiamo, Padre, per quanti sono in difficoltà, per Roberto, Padre, metti la tua mano. Grazie per la pace che tu gli hai già dato, grazie perché lui è tranquillo perché è nelle tue mani. Ti preghiamo che i dottori possano fare chiarezza, che lui possa stare bene, possa continuare a operare per te, Padre. In ogni cosa ti preghiamo che sia fatta la tua volontà. Scendi col tuo Spirito questa mattina, e quanti sono qui per le prime volte fa che possano sentire il vero amore che sei tu, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Ti prego
cantiamo per la gloria del risorto Re. Gesù, la tua luce splenda su di noi, che cantiamo per la gloria del risorto Re. Gesù, muovi le montagne, tu sei il potente che salva, il potente che salva, per sempre, autore di salvezza. Risorto, hai vinto la morte, Gesù, hai vinto la morte. Gesù, muovi le montagne, tu sei il potente che salva, il potente che salva, per sempre, autore di salvezza. Risorto, hai vinto la morte, Gesù, hai vinto la morte. La tua luce splenda su di noi, che cantiamo per la gloria del risorto Re. Gesù, la tua luce splenda su di noi, che cantiamo per la gloria del risorto Re. Gesù, la tua luce splenda su di noi, che cantiamo per la gloria del risorto Re. Gesù, la tua luce splenda su di noi, che cantiamo per la gloria del risorto Re. Ero nella valle o sulle montagne, nelle certezze loderò nei miei dubbi, loderò in minoranza, loderò circondato, e la mia lode è l'acqua dove il nemico affonda. Finché avrò respiro, avrò un motivo e loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Loderò se ti sento e se non riuscirò. Loderò perché so che al controllo sei tu. Che al controllo sei tu. La mia lode è un'arma, è più di una canzone. La mia lode è un grido che abbatte Gerico. Finché avrò respiro, avrò un motivo e loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Non resterò in silenzio perché vivente è il mio Salvatore. Loda il Signore, anima mia. Lodo perché sei sovrano, lodo perché regni, la morte è sconfitto e vinto per me. Perché sei fedele, sei la verità e non c'è nessuno più grande di te. Lodo perché sei sovrano, lodo perché regni, la morte è sconfitto e vinto per me. Perché sei fedele, sei la verità e non c'è nessuno più grande di te. Loda il Signore,
anima mia. Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Non resterò in silenzio perché vivente è mio salvato. Non resterò in silenzio perché vivente è mio salvato. Non resterò in silenzio perché vivente è mio salvato. Loda il Signore, anima mia. 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 Adoreremo alla presenza tua, lodi canteremo a te, Signore, la tua maestà di amore ci coprirà, tutti uniti insieme a te cantiamo. Adoreremo alla presenza tua, lodi canteremo a te, Signore, la tua maestà di amore ci coprirà, tutti uniti insieme a te cantiamo. Gloria, gloria al nome tuo, tu che regni per l'eternità. Gloria, gloria al nome tuo, tu che regni per l'eternità. Adoreremo alla presenza tua, lodi canteremo a te, Signore, la tua maestà d'amore ci coprirà, tutti uniti insieme a te cantiamo. Adoreremo alla presenza tua, lodi canteremo a te, Signore, la tua maestà d'amore ci coprirà, tutti uniti
esiste tutto in te e tutto è per te, tua è la gloria. Tutti i santi e gli angeli si prostrano a te e gli anziani gettano le corone ai piedi tuoi, perché degno sei, Signore. Degno sei, Signore. Esiste tutto in te e tutto è per te, tua è la gloria, perché degno sei, Signore. Degno sei, Signore. Esiste tutto in te e tutto è per te, tua è la gloria. Salirà giorno e notte la lode a te, si offrirà come incenso la lode a te. Salirà giorno e notte la lode a te, si offrirà come incenso la lode a te. Salirà giorno e notte la lode a te,
Eccomi. Allora, questa mattina vogliamo dirvi due parole sul convegno che si è tenuto lo scorso weekend a Bellari, il convegno di Porte Aperte. Porte Aperte, per chi non lo sa, è una missione che sta a fianco, a supporto dei cristiani perseguitati in tutto il mondo. Ogni anno si svolge un convegno annuale dal venerdì, diciamo, all'ora di cena, più o meno, alla domenica all'ora di pranzo. Ci sono diverse sessioni, diversi argomenti. Il sabato è la giornata più piena, più densa, c'è proprio una giornata intera di lavori, diciamo. E quest'anno eravamo più di 600 persone, verso i 650, diciamo, 500 che hanno fatto tutto il weekend, poi c'è chi magari viene soltanto il sabato ed erano oltre 100 persone. Quindi veramente una presenza, non dico inaspettata, perché certo ci si aspettava che fossimo in molti, però una presenza veramente di sostegno, che così tante persone decidano di trascorrere un weekend per stare vicino alla Chiesa perseguitata. Allora, il titolo di quest'anno era Disturbaci Signore, ve l'avevo annunciato, abbiamo visto anche un video. Non solo, diceva disturbaci Signore e facci entrare nel futuro con forza. E quello che diceva la didascalia era: perché insieme salperemo per un viaggio in terre ostili al Vangelo, dove la Chiesa cresce nonostante la persecuzione, e saremo sfidati anche attraverso workshop dedicati ad alzare lo sguardo verso le stelle alla ricerca di guida dall'Altissimo. Scopriremo che stare al fianco dei perseguitati non solo è un gesto d'amore per loro, ma anche per noi stessi, perché in questo essere corpo noi cresciamo e sviluppiamo una fede pericolosa. Quello che la missione dice da sempre è che la Chiesa è una. C'è una Chiesa perseguitata e una Chiesa libera che sta a supporto dei perseguitati, ma anche viceversa. Loro pregano per tutta la Chiesa, come noi preghiamo per tutta la Chiesa. Allora, gli ospiti di quest'anno erano due. Allora, c'era il pastore Abram, che è il direttore di Open Doors del sud-est asiatico. Lui è un ex musulmano che è stato perseguitato per la sua fede in Cristo, ci ha raccontato la sua testimonianza. Lui ha conosciuto Gesù tramite un opuscolo che una collega di università, che aveva fatto un corso biblico, gli ha mandato, perché nel programma del suo corso biblico c'era: dai questo opuscolo a qualcuno. Lei lo ha dato ad Abram, che era di una famiglia musulmana molto conservatrice. Lui ha letto questo opuscolo, si è interessato e un passo dopo l'altro ha incontrato Gesù. Questo gli è costato quasi la vita, perché la sua famiglia l'ha picchiato più volte, tenuto, diciamo, segregato in casa. I suoi fratelli l'avevano condannato a morte. Il padre, in un gesto di magnanimità, ha convinto i fratelli a non ucciderlo. E lui, in un tratto di strada che hanno fatto con dei risciò, che sono quella specie di tricicli che usano, diciamo, in quelle zone lì, il Signore proprio l'ha guidato fuori strada ed è riuscito a scappare. E così ha raggiunto la sua casa, vicino alla capitale, e con sua moglie, che era colei che gli aveva dato il libretto, che poi con l'andare del tempo si sono conosciuti, si sono sposati, hanno iniziato la loro opera a fianco della Chiesa perseguitata. Allora, quello che lui ha comunicato in uno dei seminari che ha fatto il seminario si chiamava L'amore risplende nelle comunità. Può risplendere l'amore di Gesù in terre fortemente islamiche, come sono quelle dove Abram vive? Abram ci mostrerà come culture coperte da una cappa di intolleranza e dominate dal binomio benefico vergogna e onore possano essere trasformate dal corpo di Cristo. Questo era il primo seminario, un contenuto quindi molto interessante. Poi il secondo oratore
Yassin viene dal Corno d'Africa, quindi Africa orientale, e lui è il direttore di Open Doors Africa orientale. Lui si occupa di tutti quei paesi, molti dei quali sono proprio in testa alla classifica della World Watch List, cioè dei paesi maggiormente perseguitati per chi crede in Cristo, quindi Somalia, Eritrea, che sapete viene chiamata la Corea del Nord d'Africa, insomma, dove veramente essere cristiani è pericolosissimo. Yassin ha una lunga esperienza sul campo in nazioni come Etiopia, Sudan, Somalia e Kenya. Oggi supervisiona il lavoro di quell'area in 12 paesi tra i più ostili al Vangelo. Lui dice: ho imparato a prendere la difficile decisione quotidiana di rimanere fedele a Cristo nonostante i pericoli, a dipendere da Lui in situazioni difficili, a correre rischi e rimanere vulnerabili sapendo che la fede ha un costo. Il titolo del seminario che lui ha tenuto è Fedeli oltre il limite. Allora, la Chiesa in Africa ha questo tipo di limite, un pericolo fisico, ma la decisione che Yassin prende ogni giorno di rimanere fedele a Cristo nonostante questi limiti, la dobbiamo prendere anche noi, che abbiamo limiti diversi, ma anche noi dobbiamo decidere ogni giorno di andare oltre i limiti. Questi erano i due ospiti. Vi dico solo un altro paio di cose. Poi noi eravamo in 8 della chiesa di Marostica al convegno, quindi qualcuno testimonierà, dopo che io avrò finito di dirvi queste altre 2 parole, di come è stato il convegno, che cosa il Signore ha lasciato. E quello che voglio dire prima di concludere, diciamo, con questi altri 2 annunci che devo fare, è che è un onore servire Dio in ogni incarico che Dio vi dà. Se non avete nessun incarico, cercatelo, pregate. Stamattina abbiamo studiato nella scuola domenicale che abbiamo per gli adulti la mattina che lo Spirito Santo si manifesta personalmente. Lo Spirito Santo parlerà a voi personalmente, quindi tenete le orecchie aperte. Il Signore ha provveduto per me un lavoro per Lui tardi nella mia età, quindi oltre ai lavori che Lui già mi aveva provveduto e che io con onore svolgo veramente, ma mi ha provveduto anche questo lavoro per la Chiesa perseguitata ben oltre i 60 anni. C'è speranza per tutti, quindi ok? Non fatevi frenare dal fatto ma forse una certa età. Il Signore dà a ciascuno l'incarico che va bene per ciascuno, ok? Altre 2, scusate questa parentesi, sono stati presentati 2 libri. Allora, uno è, questi 2 libri, che tra l'altro uno è già andato tutto venduto. Stanotte ho sognato che un'onda anomala ci investiva. No, un bel sogno, però io avevo l'incarico di stare alla cassa della libreria nel convegno. Devo dire che sabato mattina c'è stata una ressa che assomigliava molto a un'onda anomala, forse per quello che ho sognato l'onda anomala, non lo so, è stata un'esperienza comunque molto edificante, devo dire. Allora, il primo libro è L'etica del contrabbandiere, scritto dal fratello Andrea. Allora, chi non conosce fratello Andrea è il fondatore della missione Porte Aperte, l'ha fondata nel 1955. Il suo libro più famoso è Il contrabbandiere di Dio, perché lui contrabbandava Bibbie oltre la cortina di ferro, quando ancora l'Unione Sovietica esisteva l'Unione Sovietica. Questo è un libro scritto molti anni fa, ma è stato riedito, ed si intitola appunto L'etica del contrabbandiere e si presenta come una mappa per il cristiano moderno utile a navigare nelle acque ignote di una società un tempo cristiana, divenuta non cristiana ed oggi in procinto di rivelarsi anticristiana. Credo sarete d'accordo con me, perché voglio dire, anche qui da noi la situazione è questa. Fratello Andrea decise di violare la legge contrabbandando la Bibbia in nazioni in cui era proibita.
Non fece questo con il vento in poppa del supporto generale della Chiesa occidentale, anzi contro quest'opera si levò un coro di critiche di leader e teologi che richiamavano sia fratello Andrea che Porte Aperte al rispetto delle autorità, un principio biblico da non violare secondo loro. Questo libro nacque in risposta a quelle critiche e oggi suona così attuale e denso di saggezza da rivelarsi indispensabile per il cristiano moderno. Cioè, si può contrabbandare quando contrabbandare è vietato, ma perché si contrabbanda la parola di Dio? Ecco, qui ci sono le risposte a queste domande. Okay? Costa 15 euro, il convegno aveva un prezzo speciale, ma comunque costa 15 euro e sono 150 pagine. L'altro libro, che questo è proprio nuovo, si chiama Indomabili. Contiene 40 meditazioni. È scritto a 4 mani da Antonio Morra, scusate devo voltare pagina perché voi pensate che io mi ricordo tutto quello che devo dire senza scrivere. Allora, è scritto da Antonio Morra, che è fondatore del movimento Porno Tossina e anche Adolescenza Estrema, eccetera, e da Cristian Nani, che è il direttore di Porte Aperte. Indomabili contiene 40 meditazioni su figure della Bibbia o della Chiesa, diciamo, moderna, cioè post-atti, ecco, diciamo, che sono stati indomabili, cioè hanno servito Dio in modo indomabile, ok? E c'è veramente tanto bisogno, oggi più che mai, di una generazione che sia audace, coraggiosa, stiamo parlando di giovani, una generazione di giovani, per il regno di Dio, una generazione che si alzi per portare avanti la missione del Vangelo con determinazione e fervore. È scritto per i giovani, ma va benissimo per tutti, anche per chi ha figli adolescenti, per chi serve nelle scuole domenicali, per chi serve con gli adolescenti. È veramente un libro molto ricco. Costa 12 euro e questo è più lunghetto, sono circa 300 pagine. Ecco, ora, qualcuno di noi testimonierà, qualcuno che c'era al convegno, giusto un minuto a testa per dire cosa il Signore ha dato. Cominciamo con Serena, se qualcuno vuole portare il microfono a Serena, poi Cristian. Pace a tutti. Niente, io voglio ringraziare il Signore per l'opportunità e la possibilità che ci ha dato di andare a Porte Aperte, perché non era proprio previsto che andassimo, anche per i problemi che ho io cervicali, eccetera, eccetera. Però ringrazio il Signore per la possibilità che ci ha dato di andare là. Lo ringrazio per gli incontri che abbiamo avuto e per le testimonianze che hanno dato questi fratelli, perché io non è che non ho fede, però vedere loro, perché noi abbiamo tante possibilità di frequentare le chiese, di pregare il Signore in libertà, in tanta libertà veramente. E lo ringrazio per come loro, in tanti problemi che hanno, in tante cose, come hanno la possibilità tra di loro di lodare il Signore anche nel loro cuore e i problemi che hanno in come si possono trovare, perché hanno veramente tanti problemi, insomma, per come si trovano, eccetera, eccetera. Lo ringrazio per la fede che hanno nel loro cuore, per le preghiere, per come pregano e per tutto quello che il Signore fa per loro. Sono stata colpita tanto anche da una testimonianza che ha fatto un fratello per la sua famiglia, per i problemi che ha avuto lui nella sua famiglia, per come lo hanno trattato, maltrattato, lui e anche la moglie, eccetera, eccetera. Però lo ringrazio perché tante volte mi faccio problemi, nel senso che mi dico ma questo non mi va bene, quell'altro non mi va bene, e poi mi vedo loro come nei loro problemi non si lamentano, anzi guardano sempre a Dio per quello che fa Dio per loro. E lo ringrazio veramente per come ho vissuto quei giorni, perché mi hanno fatto proprio molto bene. Grazie. Pace a tutti, ringrazio anch'io il Signore per l'opportunità che mi ha dato di andare a Porte Aperte. 5 anni che andiamo, ma ogni anno vedo persone nuove che aumentano, numeri nuovi che aumentano. Ho visto la classifica, è sempre una benedizione andarci e ringrazio il Signore per
per quello che fanno, soprattutto per Cristian Nanni come dirige tutta l'organizzazione, che non è semplice, ho sentito. Volevo lasciarti con una frase che ha fatto l'ospite di Yasmin. Yassin, quello africano? Yassin, sì. Yassin. Mi ha toccato molto perché ha detto c'è una madre che denuncia la figlia perché ha pubblicato, che ha pubblicato su internet la Bibbia, che ha scaricato l'applicazione sulla Bibbia. Questo ci fa pensare a noi, abbiamo la libertà che noi abbiamo in questo paese e sto ancora pregando su questo e mi ha colpito molto e ringrazio il Signore per la libertà che abbiamo. Amen. Pace. Grazie. Nino, poi Carmela. Beh, anch'io voglio ringraziare il Signore perché è stata un'opportunità, è stato veramente edificabile. Sono quei convegni dove con un full immersion chiaramente prendi tante benedizioni, porti a casa. La cosa che più mi ha fatto riflettere è quando Yassin, chiaramente i perseguitati vanno in galera. Cioè in galera, quindi non so se comprendiamo questa cosa qui. E dice che quando escono fanno a gara per chi è stato più in galera per glorificare il Signore. Sì, si dà per scontato che ci stanno. Quanto ci stanno poi se lo contendono. E no? poi se lo 15. contendono. E allora questo mi ha fatto riflettere. Quant'è che entriamo in gara noi? E questo è una benedizione. A volte io dico, e questa è una cosa mia personale, dico, le benedizioni a volte le dobbiamo prendere come pillole di saggezza e fare in modo che ci possano curare. Perché noi c'è chi prende una pastiglia o qualcosa, non ne fa meno per paura della morte. E la benedizione deve essere una pillola. A volte le benedizioni le usiamo come delle fotografie, ce le facciamo e le accantoniamo. Poi le riprendiamo e diciamo guarda com'era bello, guarda com'era questo. E invece no, io credo che le benedizioni devono essere la pillola che dovremmo prendere ogni giorno perché possa edificare il nostro corpo. E voglio ringraziare il Signore per questo. Pace a tutti. Anch'io ho avuto questo privilegio di essere a Porte Aperte quest'anno, era il primo anno, continuiamo a sentirlo nel cuore, ma ogni anno succedeva qualcosa che alla fine non riuscivamo. In una predicazione una domenica ho sentito proprio da parte di Dio che era il momento di disturbare un po' la mia vita normale. Io vorrei leggervi qualcosa, una lettera che abbiamo trovato, se non sbaglio, il penultimo giorno, il sabato sera, sulle nostre sedie, quando siamo arrivati al Palacongresso. Sono seduta nel mio ufficio a raccontare dell'agonia che le persone stanno vivendo qui. Sto tremando dal freddo, sento tutto il mio corpo che mi fa male. Cerco disperatamente di scaldarmi con la tazza di caffè bollente che ho in mano, ma non ci riesco. Ormai il freddo si è insinuato nelle mie ossa. Fuori piove a dirotto. Non si vede nulla se non delle nuvole nere che innaffiano la terra fino ad annegarla. Questa è Aleppo ora. Dalla nostra casa riscaldata, da qualche parte del vostro paese, al di fuori dei confini di questo luogo povero, magari accanto al calore di un camino o di un termosifone, una domanda potrebbe sorgervi spontanea. Perché ci sta dicendo questo? Dopo 13 anni di guerra civile, la Siria è ormai svuotata e la sua gente esausta. Le risorse per scaldarsi sono poche, l'elettricità per alcuni è altalenante, arriva più o meno 20 ore e nel momento in cui è presente inizia la maratona delle faccende domestiche. Che sia l'1 del pomeriggio o le 2 del mattino,
tutti i membri della famiglia sono pronti e in attesa. Il carburante o il gas, a causa delle sanzioni imposte dalla Siria, sono diventati così difficili da importare che i loro prezzi sono inarrivabili. La maggior parte dei siriani vive sotto la soglia di povertà. Quindi è un lusso potersi permettere di pagare il riscaldamento. Bruciare la plastica o la legna, questa cosa mi ha, non voglio dire devastata, però avete letto bene, bruciare la plastica sta diventando comune purtroppo. È conveniente e disponibile oltre alla legna, solo che ha un effetto negativo sulla salute. Ma al freddo, a volte, la gente preferisce il calore, anche se nocivo. Voglio ringraziarvi qui. Siamo sopraffatti dalla gratitudine per i vostri doni e per le preghiere. Grazie al vostro aiuto abbiamo fornito kit di aiuto invernale a più di 5.900 famiglie. I vostri doni hanno contribuito ad alleviare la sofferenza del gelo a più di 21.900 nostri fratelli e sorelle in Cristo. All'inizio dell'inverno sono stati distribuiti a ogni famiglia dei buoni dell'equivalente di 55 euro da utilizzare per prepararsi alla stagione fredda. Ogni famiglia ha usato questi soldi per comprare ciò che riteneva necessario. Quando ho ricevuto il messaggio per venire a prendere il buono, sono stata felicissima. Dio vi ha mandato al momento giusto. Ero davvero preoccupata per come avremmo fatto per scaldarci durante l'inverno, soprattutto dopo che il mio riscaldamento si era rotto, racconta Anan. Una donna che ha ricevuto il buono. Potreste pensare che 55 euro non siano poi così tanti, ma se considerate che molti siriani con il loro lavoro non arrivano a guadagnare 15 euro al mese, potete immaginare quanto sia grande questo aiuto. Voglio davvero esprimere la mia gratitudine. Grazie dal mio ufficio freddo. Il mio cuore è caldo perché sapere che ci sono fratelli e sorelle come voi che si interessano e pregano per noi è ciò di cui il nostro cuore ha bisogno. Vi chiedo di continuare a pregare affinché possiamo avere la forza di combattere contro le macchinazioni del nemico, il diavolo, che tenta di abbatterci facendoci perdere di vista l'amore del nostro Salvatore Gesù. Io vorrei soltanto aggiungere questo a questa lettera. Durante il convegno Cristina ci ha esposto un progetto e si è dato un obiettivo, porte aperte, di raccogliere circa 9.000 euro in quella sessione. Io ho pensato, ho detto Signore, poiché era la prima volta, non sapevo, ho detto Signore, come sarebbe bello sapere se siamo riusciti ad arrivare a quell'obiettivo. Beh, alla fine è stato meraviglioso perché è stato dato l'esito della raccolta. L'obiettivo erano 9.000 euro, sono stati raccolti 12.500 euro. In quel momento il Signore mi ha fatto comprendere che noi siamo una goccia in un mare di benedizioni per queste persone. Quindi ognuno di noi siamo una goccia, col nostro dare, col nostro sopportare porte aperte, siamo Chiesa attiva in questo, sopportiamo questi fratelli che vivono veramente dei disagi che noi neanche immaginiamo. E per me è stato qualcosa di meraviglioso. E voglio leggervi questa frase che è stata pronunciata. Noi facciamo parte del corpo di Cristo, persone volte ad altre persone. Questo siamo chiamati ad essere in Cristo. Ed è un'opportunità grande che veramente invoglio a tutti di farla perché è meraviglioso. Che Dio ci benedica. Grazie. Quello che ha letto Carmela è uno dei 7 valori fondanti della missione. Un giorno vi darò la mia testimonianza di come sono entrata nella missione e anche parleremo dei 7 valori fondanti. E grazie per le vostre offerte. Questa Chiesa contribuisce alla missione grazie alle vostre offerte. Quindi vi ringrazio. Palmiro. Vogliamo chi per lei?
Dia che non ci sono annunci, è vero? Quindi martedì è sospeso, giovedì è sospeso? No. Standard. Quindi martedì... Anna. Quindi martedì sempre riunioni nelle case, pace a tutti i fratelli e sorelle. Riunioni nelle case, nelle famiglie, e giovedì incontro qui in chiesa per lo studio biblico. Amen? Ci siamo agli studi biblici? Giovedì scorso ho mandato un messaggio al pastore, a Gianni, dicendogli: sto aspettando che passa Noè con l'arca, che mi prende e arrivo lì. E il Signore ha fatto che ha sospeso la pioggia, almeno nella zona nostra, e quindi abbiamo potuto muoverci. Quante difficoltà che si incontrano per venire in chiesa. E stamattina mi sembra che molti hanno avuto delle difficoltà. Probabilmente si sente anche da rimbombo, la chiesa è vuota, quasi. Siamo un po' più della metà. È successo qualcosa che non so, pastore? Ringraziamo il Signore perché siamo qua. Ringraziamo il Signore perché lo Spirito Suo è all'opera. Quando mi viene affidato di portare la parola, prego sempre il Padre che mi mandi il suo Santo Spirito, perché c'è bisogno, sono convinto che c'è bisogno nella Chiesa di comprendere sempre di più quella che è l'opera che il Signore sta facendo, che è un'opera continua, un'opera che non si ferma, che non si arresta, che non c'è niente. Per quanto il nemico di Cristo, che è il nemico anche delle anime nostre, cerchi di fare, l'opera del Signore va avanti. E dobbiamo avere gli occhi spirituali aperti per poter comprendere questo. Non so se c'è, non c'è, ma forse arriverà il messaggio di quest'oggi, parla di un Dio reale. E avevo detto proprio di scrivere re e staccato ale, perché sono due messaggi messi insieme praticamente. Se tagli un po' gli alti magari viene fuori più. Perché il Signore è re, noi siamo figli di un re. Il Signore è un re ed è reale. Quindi ci sono queste due cose che sono insieme. E vorrei insieme a voi prendere da Giosuè, stiamo facendo nella scuola domenicale, alla domenica mattina, che ci incontriamo alle 9:25, possibilmente alle 9:25, per condividere insieme lo studio della parola in modo più sistematico, e stiamo trattando, oltre che il Vangelo di Giovanni, stiamo trattando anche il libro di Giosuè. E da Giosuè vorrei prendere dal capitolo ultimo, che è un po' il testamento di Giosuè, dal capitolo 24, dal versetto 2, dove dice: «Così parla il Signore, il Dio di Israele. I vostri padri, come Tera, padre di Abramo e padre di Naor, abitarono anticamente di là del fiume e servirono altri dei. Io presi il padre vostro Abramo, che era di là del fiume, gli feci percorrere tutto il paese di Canaan, moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco». Qui sta parlando il Signore, qui sta parlando Dio, per voce di Giosuè sta manifestando le opere che il Signore ha fatto in tutto questo percorso. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe, ad Esaù assegnai la proprietà del monte Seir, e Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. Poi mandai Mosè e Aronne e colpì l'Egitto con i prodigi che feci in mezzo ad esso. E dopo ciò vi feci uscire. Dunque feci uscire dall'Egitto i vostri padri, e voi arrivaste al mare. Gli egiziani seguirono i vostri padri, con carri e cavalieri, fino al Mar Rosso. Quelli gridarono al Signore, ed egli pose delle fitte tenebre
fra voi e gli egiziani. Poi fece venire sopra di loro il mare, che li sommerse, e gli occhi vostri videro quello che io feci agli egiziani. Poi rimaneste a lungo nel deserto. Io vi condussi quindi nel paese degli Amorei che abitavano di là del Giordano. Essi combatterono contro di voi, e io, parla sempre il Signore, e io li diedi nelle vostre mani. Voi prendeste possesso del loro paese, e io li distrussi davanti a voi. Poi Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si mosse per combattere contro Israele e mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse, ma io non volli dare ascolto a Balaam. Egli dovette benedirvi e vi liberai dalle mani di Balak. Passaste il Giordano, arrivaste a Gerico. Gli abitanti di Gerico, gli Amorei, Ferezei, Cananei, gli Ittiti, Girgasei, gli Ivei, Gebusei, combatterono contro di voi e io li diedi nelle vostre mani. E mandai davanti a voi i calabroni. Alla prossima lezione che avremo con Giosuè spiegherò meglio cosa sono questi calabroni. E mandai davanti a voi i calabroni che li scacciarono davanti a voi, come era avvenuto dei 2 re Amorei. Ma questo non avvenne per la tua spada, quindi per la tua forza, né per il tuo arco. E vi diedi una terra che non avevate lavorata, delle città che non avevate costruite, voi abitate in esse e mangiate il frutto delle vigne e degli uliveti che non avete piantati. Dunque, temete. Alla fine di questo, Giosuè, mi sembra di vederlo lì che li guarda e dice: dunque, non temete, ma temete il Signore, servitelo con integrità e fedeltà. Servitelo con integrità e fedeltà. Qua siamo, come dicevo, un po' sta passando il suo mandato, la sua vocazione. Dio lo aveva chiamato, Giosuè, a questo grave compito, questo grave impegno. Aveva qui circa 110 anni, quindi aveva vissuto un bel po'. Vede che sta arrivando il momento conclusivo, è a fine vita. Per il bene che vuole a quel popolo, pensa ben di non lasciarli soli e di fare questo passaggio di consegne, no? Nella sua vita si è fatto molte esperienze, ha combattuto, ha servito Dio servendo il suo popolo, il popolo di Dio. Quello era il suo servizio, era quello la sua vocazione, era quello per cui era stato chiamato. Ora c'è un bisogno particolare per lui, per tutto il popolo. Quello di saldare, di mettere insieme, di fissare un patto di alleanza tra Dio e il popolo. Quindi raduna tutto il popolo, raduna in particolare vicino a lui, stretti a lui, tutti quelli che erano i rappresentanti del popolo, perché avrebbe affidato a loro questo compito che possiamo dire che è un compito arduo, amministrare il popolo di Dio, come amministrare una chiesa, come ho già scritto a qualcuno, è il compito più difficile di questo mondo. Prima però di chiedere la promessa di fedeltà al popolo, gli fa tutto l'elenco. Praticamente, se ci soffermiamo a guardare bene questo capitolo che abbiamo letto, vediamo il piano di redenzione di Dio che si sviluppa nel tempo fino ai tempi di Giosuè. Poi sappiamo, perché siamo molto più al di là, c'è stato Cristo in mezzo tra noi e siamo oltre, quindi vediamo come il piano di redenzione continua ancora oggi, ma lui lo spiega da quel momento fino ad arrivare a lui. Lo fa richiamando proprio la storia, inserendo dentro proprio quello che Dio ha continuato a fare per il suo popolo.
Giosuè, se qualcuno magari ha osservato, che gli piace magari studiare così la parola, non parte dal fatto del dopo Noè. Perché sapete cosa è avvenuto, la terra è stata sommersa, riparte una famiglia, ma non parte da lì, parte da una chiamata a una persona in particolare, ad Abramo, parte da una famiglia dove, abbiamo letto proprio agli inizi, servirono altri dei, cioè servire altri dei. Mi dà l'idea proprio di confusione che regnava all'interno di quella famiglia. Perché il servizio ad altri dei non è altro che confusione. Perché? Perché sono in sostanza modi diversi di concepire la vita, la realtà della vita che tu hai attorno a te. Ogni divinità, ogni cosa è il modo di pensare diverso di come, diciamo, le soluzioni di questa vita possono dare. E quindi c'era confusione. Lo chiama da là, perché tante divinità da seguire, per dare appunto queste risposte alle vite, portano alla fine una conseguenza chiara, confusione. Chiama Abramo da quella confusione, gli dà un mandato e lo porta avanti. Non so se vi siete mai soffermati a pensare cosa l'idolo può fare. Per me l'altare dell'idolo è proprio orgoglio umano. Lì proprio si addensano tutte le varie idolatrie, cioè tutti i vari modi di pensare, ma secondo me, ma secondo me, ma secondo me. No, ma è così perché è così. La parola di Dio vuole mettere chiarezza, vuole eliminare tutte queste divinità del secondo me, di tutte queste confusioni che ci sono, e mettere delle parole chiavi che vengono dal suo Santo Spirito. Quindi ci troviamo di fronte a questa radunanza di tutto il popolo, avevano combattuto, avevano visto le difficoltà, si trovano tutti insieme riuniti in un territorio che era stato pensato per i Leviti, tanto per dare ancora più l'idea, l'enfasi, sottolineare come un po' trovarci. Dove ci troviamo come Chiesa? Ci troviamo in una Chiesa dove che è stato consacrato, diciamo, proprio il punto dove che noi svolgiamo normalmente delle attività di adorazione, di testimonianza. Ecco, bene, allora hanno scelto un posto e si sono recati là. Non è la prima volta che accadeva questo. In Esodo, capitolo 19, versetto 17, il popolo si presenta davanti a Dio per ascoltare il contenuto del patto. Così pure in Deuteronomio 31, 14 abbiamo Mosè che passa a Giosuè il mandato ricevuto da Dio, e Mosè, da vero uomo di Dio, aveva fatto anche lui il suo bel percorso Mosè. Se uno conosce un po' la storia biblica, vediamo come Mosè nel corso di tanti anni a stretto contatto con Dio aveva cambiato il suo modo di pensiero. Quanti errori possiamo fare? E anche Giosuè non ne fa pochi. Mosè, vedendo in Giosuè chi sarebbe diventato, e anche perché il Signore gliel'aveva rivelato, gli cambia il nome. Noi lo conosciamo come Giosuè, ma prima, gli studenti della domenica dovrebbero ricordarselo, si chiamava Osea, cioè egli ha salvato. Osea, egli ha salvato. Mosè gli cambia il nome e gli dà il nome Giosuè, che significa, ha due nomi insieme, Salvatore e il Signore salva. Quindi alla fine, per togliere ogni dubbio, c'è Giosuè, ma è il Signore che salva per mezzo di Giosuè. Come dicevo, è un momento solenne, ci sono tutti attorno, ascoltano quello che Dio sta dicendo. Dicevo che Giosuè non è certamente un uomo perfetto, eppure è stato scelto da Dio. Ma perché dici che non è un uomo perfetto? Hai colto qualcosa? Sì, ho colto almeno due cose di quest'uomo.
Una che era molto giovane, e ci sono gli errori della gioventù, quanti errori che abbiamo fatto nella nostra gioventù, anche parlo della nostra gioventù spirituale, quanti errori che abbiamo fatto. E continuiamo magari a farne, ma dovrebbero essere gli errori di gioventù scuola per non ricadere su quegli errori. Ci troviamo di fronte a un Giosuè che, scendendo dalla montagna che Mosè l'aveva voluto con lui, Dio gli aveva dato in mano a Mosè le famose tavole della legge, scendono giù, Giosuè sente grida che arrivano dall'accampamento, gli stavano aspettando, il popolo li stava aspettando giù. Adesso ho fatto un attimino un pensiero a ritroso al tempo appunto dell'Esodo. Giosuè insieme con Mosè stanno scendendo, Giosuè capisce che qui c'è grida di battaglia, invece Mosè gli dice no, è che il popolo invece si sta traviando. Cioè proprio due concetti completamente diversi, no? Però Mosè aveva ragione, il popolo in quel momento si stava traviando. Giosuè non lo capisce. C'è un altro punto, ne prendo solamente due. Qui adesso arriviamo ai tempi di questo libro che stiamo leggendo, cioè di libro di Giosuè. Al capitolo 5, quando passato il Giordano, Giosuè si trova di fronte a una città inespugnabile, una città veramente, e nel capitolo 5 si sottolinea molto che era una città che nessun popolo armato da guerra e quant'altro poteva vincere quella città, perché mura molto spesse, molto alte, una difesa veramente. E lui, Giosuè, era lì davanti a questa città, carico di problemi, come faremo adesso, siamo qui, cosa faremo? E si presenta davanti a lui niente po' di meno che l'angelo del Signore, cioè Dio stesso, e non lo riconosce. Cioè, ma come? Tu che sei stato chiamato da Dio, che hai avuto veramente, che il Signore ti sta portando avanti, tu non riconosci chi ti sta di fronte? Mi sono fatto questa domanda, eppure è andata così. Ma c'è una parola che è una parola chiave per lui. Quando l'angelo del Signore che si presenta davanti a Giosuè gli dice: togliti i calzari perché questo posto è santo. A quel punto capisce, cade in ginocchio. Capisce con chi ha a che fare, capisce chi gli è comparso davanti. Penso che Giosuè non è l'unico ad avere difficoltà a comprendere i piani di Dio. Penso che Giosuè non è l'unico ad avere, nel momento di forte angoscia o forti problematiche che lo assalgono, ad avere la mente così occupata dai problemi e dalle necessità urgenti che ci sono da affrontare, da sfuggirgli quello che è la realtà, quella che è la realtà, e che lui poi al capitolo 24 la metterà ben davanti, che il Signore c'è e che sta portando avanti lui ogni cosa. E tante volte noi abbiamo bisogno del fratello o della sorella che viene a dirci questo, magari non sa del problema che stiamo avendo, però arriva a darci questo tipo di incoraggiamento. Perché? Perché il Signore guarda che non è cieco, non è sordo, ma sta portando avanti la tua opera anche in te. Giosuè era un uomo di fede e quindi lui va avanti. Anche se tante volte non capisce, tante volte ci sono delle problematiche, è un uomo di fede e va avanti. E come lo fa? Va a citare la storia per renderla ben visibile a tutto il popolo. Dio ha fatto, Dio ha fatto. E qui c'è un insegnamento per noi Chiesa di oggi. Come Giosuè testimonia delle opere che Dio ha fatto e che continua a fare, io credo che le testimonianze nella Chiesa non devono spegnersi. È
il termometro spirituale della fede che vive all'interno della Chiesa. Ne sono convinto. Io quando in una Chiesa viene richiesto hai una testimonianza per la gloria di Dio, non tanto ho quanti problemi, i miei problemi, no, Dio cosa ha fatto per te? Cioè che riesci per fede a vedere oltre e lo testimoni quindi ai tuoi fratelli e alle tue sorelle. Quando si arriva a questo c'è fede e con la fede si va avanti. Giosuè va avanti perché ha fede e riesce a testimoniare quello che Cristo ha fatto. Ma io sono timido, ho questo impedimento. Il Signore ti ha dato uno spirito non di timidezza, c'è scritto nella sua parola. Prendi per fede. A volte basta una parola o due parole, ma che vogliono esaltare la gloria di Dio, non la tua gloria, ma la gloria di Dio, e quello arriva diretto al cuore di qualcuno che è lì, che è bisognoso. Quindi l'adorazione, la testimonianza nella Chiesa è essenziale. E ve lo leggo, ogni volta che veniamo in Chiesa, sia per il culto, sia per lo studio biblico, sia per il momento della preghiera o in qualsiasi attività che implichi la testimonianza, l'adorazione a Dio, noi stiamo rinnovando il patto di Cristo. Quel patto che Lui ha scritto su quella croce col suo sangue, noi lo stiamo rinnovando. Come Giosuè stava rinnovando il patto verso Dio, il patto di fedeltà di tutto il suo popolo, qui nel capitolo 24 sta facendo questo. Così la Chiesa, quando testimonia, quando adora il Signore, Cristo viene, e sottolineo, Cristo è presente, e va ancora a dire questo con loro è il mio patto stipulato col mio sangue su quella croce. Gesù ha chiamato, il Signore ha chiamato a portare avanti il suo regno. Come ai tempi di Giosuè le battaglie ci saranno sempre. E ci sono battaglie, le battaglie più infide, quelle più perniciose, quelle che cercano veramente di minarti nel profondità del tuo animo, sono quelle che attaccano direttamente la fede. La fede del cristiano è continuamente bersagliata. Uno dei discorsi qua che mi sono imbattuto in questi periodi, sentivo dire, se Dio è amore, non ci sarebbe tutto questo male. Se Dio è amore ed è onnipotente, mi spieghi perché c'è tutto questo male? Quindi, o Dio non è amore, o Dio non è onnipotente, perché c'è il male che serpeggia e che tutti vedono. È davanti agli occhi di tutti. Ma quello che abbiamo letto oggi, che è parola di Dio, è raccontato da uno che veramente le ha provate di tutte sulla propria pelle, cioè Giosuè ne aveva provate veramente tante sulla sua pelle. E lui cosa fa? E dice, povero me, no, il Signore purtroppo ne sono capitate troppe, ne ha viste. No, lui testimonia che Dio in ogni occasione si è fatto trovare. Quindi testimonia di cosa? Che Dio c'è sempre. E come fa un Dio che non è onnipotente a essere pronto sempre, trovarlo sempre pronto in quel specifico momento della nostra necessità, del nostro bisogno, trovarlo lì? E vogliamo parlare poi dell'amore? L'amore che ha dimostrato Cristo, che pur sapendo tutto quello che andava incontro, noi ci soffermiamo sulla croce, sì, perché lì
era il punto dove doveva arrivare, lì era la sofferenza estrema, lì era il momento in cui lui si caricava delle nostre colpe e quindi si sentiva abbandonato addirittura dal suo padre perché era carico delle colpe nostre, momento veramente terribile che gli si spacca il cuore da questa profonda mancanza di comunione con il proprio padre, ma vogliamo vedere anche tutto il suo percorso fino ad arrivare lì, come le varie tribolazioni che ha dovuto passare, gli sputi in faccia, il non essere considerato, eppure era lì, su Gerusalemme, che la guardava e diceva, e piangeva Gerusalemme, se tu avessi capito chi era qui, se tu avessi colto questo momento. Signore, apri gli occhi a questo mondo, apri gli occhi spirituali a ciascuno di noi per vedere l'onnipotenza e l'amore di Dio. Che bello riconoscere in Giosuè che racconta le cose e che non dice per la mia abilità che mi sono costruito nel percorso di tutti questi anni, nel guerreggiare, nel far fronte ai problemi, eccetera, io ho portato alla vittoria questo popolo, io. No, Dio ha dato esclusivamente gloria a Dio. A 110 anni ne avrebbe avute di testimonianze da dire su cosa che lui aveva fatto o no? Proviamo a pensarci, una vita spesa per il Signore, eppure trovatemi in questo capitolo che abbiamo letto se c'è qualcosa che compare dove lui è presente. Lui semplicemente mette davanti l'opera di Dio. Che onore che arriverà da Dio a uomini così. Io ogni volta che sento parlare fratelli, e ne ho sentito parlare veramente tanto, ringraziando il Signore, che hanno messo davanti veramente Dio al primo posto, per me è stato ossigeno puro, è stata aria. Io tra l'altro sono anche asmatico e ho bisogno di aria. Mi viene in mente quella pubblicità, non so se avete presente, no? Respira, sei in Trentino e ti fanno vedere queste montagne, no? Aria pura, bellissimo, a chi piace la montagna, perché magari... respira, respira, c'è Dio che ti parla, c'è ossigeno puro se tu ti metti lì a studiare la parola, che Dio ti parla, ecco. Vi dico una cosina molto importante, ogni volta che ci mettiamo a leggere la parola di Dio, preghiamo sempre prima il Signore e diciamo, Signore, parlami, e poi mettiamoci a leggerla. Ecco, penso che in questo mondo stia venendo meno proprio il collegamento con Dio. Manca il vero ascolto che conduce alla fede. Ci sono una serie di versi che avevo messo qua, ma ce ne sono a decine. Luca 18,8 dice, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Questi continui attacchi da parte del nemico, ma c'è scritto anche che se siamo figli di Dio, il Signore ci preserva. Anche in Ebrei 11,6, ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Anche in Matteo 19,26, Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse, agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Dio non è onnipotente. Guardate un po' Gesù. Allora, o Gesù è un mistificatore, o Gesù veramente le dice e le spara forti, o semplicemente è pura verità. Gesù, e qua fissò lo sguardo, nel senso di dovete capire questo, agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile.
Senza fede non è possibile piacere a Dio. Figuriamoci vedere la mano di Dio operare. Quel che manca oggi nel mondo è la fede in colui che sostiene il mondo. Avevo fatto chiesta proprio a Mariana che mettesse un mondo sostenuto da due mani, ha trovato due manone che esprimono proprio la grandezza del Signore, sono più grandi le mani che il mondo. Nel Signore Re, che è sovrano di questo mondo, c'è bisogno di credere. Questa è la realtà su cui si basa il cristianesimo. Dio, per voce di Giosuè, fa conoscere il piano di redenzione, chiamando Abramo e procurando una posterità ad Abramo. E tante volte anche noi diciamo, ha avuto un figlio, sì, per la grazia di Dio, perché è Dio che provvede anche in questo. Ha protetto il popolo che usciva dall'Egitto. Il Signore è sempre stato presente durante la giornata con una nuvola che così dava del fresco, dava del refrigerio. Di notte era presente con una sorta di tubo di fuoco che illuminava e che riscaldava. Di notte nel deserto fa un po' freddino, rispetto soprattutto durante il resto della giornata. Quindi ci troviamo di fronte a un Dio che è costantemente presente col suo popolo. Quindi la realtà è questa, che Dio è sempre presente. Dopo il momento di memoria, in questo capitolo va a far ricordare Giosuè, ed è importante che noi ricordiamo le benedizioni che abbiamo avuto con il Signore. Non mettiamole nel dimenticatoio, ma ricordiamoci di quanto la benignità di Dio ci è venuta incontro in tutte le maniere. Dopo che ha messo davanti questo percorso, Giosuè dirà una cosa molto importante, esclamerà una cosa: dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Servite il Signore con integrità e fedeltà. A quel tempo tutto era affidato alla legge, al comando, al senso di responsabilità. Oggi è ancora valido questo tipo di incoraggiamento? Penso proprio di sì. Credo che anche oggi ci sia bisogno di rimanere risolutamente fermi nel temere e servire il Signore. Vado a concludere con questo versetto chiave che lo troviamo in Galati, capitolo 5, versetto 1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Siate dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. A Dio piacendo mi piacerebbe fare uno studio proprio su Galati, perché lo vedo molto attinente alle realtà di cosa stiamo vivendo in questi giorni. Paolo vede il pericolo che stava andando incontro quella Chiesa e grida, per me questo è un grido, Cristo ci ha liberati, è un grido che sta rivolgendo. In questo verso vediamo che c'è un indicativo e un imperativo. L'indicativo è che voi siete stati liberati, noi siamo stati liberati. Da chi? Da Giosuè, da Cristo. C'è un indicativo, voi. C'è anche un imperativo. State saldi. State saldi nel fatto che siamo figli di Dio. State saldi, stiamo saldi, che Dio ci sta accompagnando nonostante molti problemi che a volte ci arrivano addosso e non sappiamo come affrontarli. State saldi. Questo è l'imperativo che Paolo si sente di gridare verso l'assemblea dei Galati. Non siamo stati liberati da uomini, ma da Cristo. Quindi non è,
qualcosa di imperfetto. Nella perfezione che c'è in Cristo come Dio, c'è la perfezione della nostra liberazione. Se fosse un Dio piccolo, se fosse un Dio, come dire, sotto un altro gradino rispetto a Dio Padre, noi oggi potremmo essere qui che ci tremano le gambe, perché non sappiamo cosa sarà di noi. Ma la nostra salvezza è stata presa, messa lì su quella croce, da Dio che è perfezione. Quindi la nostra salvezza è perfetta. Prima abbiamo sentito qualche testimonianza da parte di chi era lì al convegno. Anch'io ero lì al convegno, ho visto poco mia moglie perché era un po' impegnatina. Ma ringrazio il Signore per i fratelli e le sorelle che erano lì con noi, che mi hanno supportato e sopportato. Ho avuto modo di conoscere ci siamo scambiati proprio così 2 semplici parole e ho avuto modo di stringere la mano e di guardare negli occhi uno di questi 2 fratelli che Silvia vi ha presentato. Quegli occhi sono stati penetranti per me. Sono occhi che hanno sperimentato la realtà della persecuzione, ma hanno sperimentato anche la realtà di essere figli di Dio. Non ci sono altre regole. La regola principale qual è? L'amore verso il Salvatore è bastante a trascinarci verso l'eternità. Loro l'hanno compreso bene. Al di là di quanta galera, di quanta prigione della loro vita, che non sapevano se domani in certe situazioni, per questa sera ci arrivo, domani ci sarò, ma l'amore di Cristo era confortante per loro perché avevano questa realtà nei loro cuori, che l'amore verso il Salvatore era quello che li avrebbe trascinati verso l'eternità. Al di là di quello che tu puoi fare a me, il mio Signore ha qualcosa di meraviglioso per me. Ecco, una domanda che voglio farti e concludo. Me la sono fatta anch'io per la mia vita, perché voglio essere immerso in quell'amore. Tu lo senti, quell'amore di Cristo? Lo senti, lo stai cercando? O la tua vita è domenicale e basta? Siamo come, noi a volte pensiamo che la Chiesa sia come le frecce dell'automobile. Oggi sono in Chiesa, domani non sono in Chiesa. Quindi acceso, spento. Le frecce, no? Tic-tac, tic-tac. C'è la Chiesa, non c'è la Chiesa. No, noi siamo Chiesa in ogni momento delle nostre giornate, dei nostri giorni, dei nostri anni, della nostra vita. Siamo Chiesa. Non viaggiamo come le frecce dell'auto. Lo senti tu l'imperativo di Paolo? Tu sei stato liberato, stai saldo nella fede in Cristo. Io non so a chi sto predicando questa mattina, ma se tu stai vacillando, se la tua fede sta venendo meno, ti invito a scoprire la realtà che c'è nel nostro Re, Signore e Sovrano, in Cristo Gesù, che ha dato la sua vita per ciascuno di noi. Amen. Pastore, puoi venire tu a concludere. Vorrei chiedervi di alzarvi in piedi. L'ho sentito così forte mentre Palmivo predicava questo messaggio e sento di fare una cosa prima di andare a casa. Non volevo neanche salire sul pulpito, volevo stare ad ascoltare e non sapevo che Palmiro mi avesse chiamato, pensavo che lui concludesse il culto, però il Signore così ha voluto. E quindi voglio leggervi questo versetto
perché credo che prima che tu vada a casa con il messaggio che Dio ci ha dato, attraverso anche le testimonianze che abbiamo sentito, devi avere la certezza che sotto di te stanno le braccia eterne di Dio. Devi avere questa certezza, perché a volte il nemico ci mette sopra un precipizio, come ha fatto con Gesù, e ci dice guarda giù. E noi guardiamo giù e vediamo che c'è qualcosa di terribile da affrontare per scendere da quel posto. Ma qui afferma una cosa molto importante e vorrei che, perché come voi potete vedere qui il Signore dice, l'Iddio dei tempi antichi è il tuo rifugio e sotto di te stanno le sue braccia eterne. Egli scaccerà il nemico davanti a te e ti dirà distruggi. Perché non lo farà lui? Ma ti dirà a te distruggi. Perché sarai tu che dovrai prendere una posizione nella tua mente, nel tuo cuore, nella tua anima. Perché il Signore ti ha detto che le sue braccia sono sotto di te. Il Signore allontanerà il nemico, ma se tu non distruggi, quel nemico si avanzerà ogni giorno davanti a te. Anche tornando a casa, il nemico si presenterà di nuovo davanti a te. Ma se tu invece questa mattina prendi questa parola, quello che abbiamo sentito, Giosuè si è fermato davanti, vedeva il problema, vedeva questa città, però che cosa ha fatto? Ha confidato nel Signore, ha benedetto il Signore. E la parola di Dio ci dice che sono proprio questi due uomini che erano animati da uno spirito diverso, Giosuè e Caleb. Avevano uno spirito diverso rispetto agli altri che avevano portato la risposta in maniera differente. E noi questa mattina possiamo dire che abbiamo uno spirito diverso rispetto a chi non conosce il Signore, perché noi abbiamo lo spirito di Dio. Però ci sono dei momenti che a volte siamo abbattuti, siamo affiaccati. Il nemico cerca di ostacolare la nostra vita, vuole prendere la nostra mente, ma io questa mattina voglio che tu possa chiudere i tuoi occhi. Per favore, chiudi i tuoi occhi. Io ti leggo questo verso e questo verso diventerà una parola profetica per la tua vita. Lo puoi rimettere per favore quel verso? Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. L'Iddio dei tempi antichi è il tuo rifugio e sotto di te stanno le sue braccia eterne. Egli scaccerà il nemico davanti a te e ti dirà distruggilo, distruggi. Allora ecco, questa mattina io desidero che tu possa con la tua mente dire proprio all'anima tua, nel tuo cuore, nel tuo essere, io distruggo tutto quello che è davanti a me. Io distruggo con l'autorità dello Spirito Santo, io distruggo l'opera del nemico, distruggo tutto quello che sta occupando la mia mente, tutto quello che si è innalzato davanti al Signore, io lo distruggo per l'autorità che Dio mi ha dato, perché io so che l'Eterno è con me e io so che le sue braccia eterne sono sotto di me e che Lui mi proteggerà ed Egli mi prenderà e mi custodirà nelle sue braccia eterne. Egli custodirà la mia casa, Egli custodirà la mia famiglia, Egli custodirà la mia attività, Egli custodirà il mio lavoro, Egli custodirà ogni cosa. Perché? Perché la mia vita appartiene a Lui e nulla e nessuno potrà mai portarmi via da Lui. E allora ecco che io questa mattina distruggo ogni cosa che si avanza contro di Lui, affinché la mia vita possa glorificare il nome del Signore. E io ancora questa mattina posso dire, Signore, grazie perché la tua fedeltà è grande. E se noi siamo ancora nella grazia, se noi siamo ancora in piedi, è solo per la tua benignità e per la tua fedeltà. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen, gloria a Dio. Dio ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi. Amen.